Prosegue il braccio di ferro tra il comitato di Borgo San Nicolò e l'amministrazione comunale di Portogruaro. Stamani, presso la rotondina di via Antinori, vero e proprio collo di bottiglia del traffico in viale Pordenone, i promotori del comitato hanno distribuito dei volantini per sensibilizzare gli automobilisti sulle numerose problematiche di questo rione. Abbiamo chiesto al presidente di questo comitato, Ennio Witt, le ragioni di questa pacifica protesta. Noi continuiamo la nostra battaglia per garantire una vivibilità del territorio. Visto che non abbiamo ricevuto finora nessuna risposta formale da parte dell'amministrazione comunale, abbiamo deciso di continuare con le nostre manifestazioni, che sono sempre di carattere tranquillo, senza creare problemi a nessuno. Soltanto vogliamo rendere coscienti i nostri amministratori, per primi i cittadini, delle difficoltà nelle quali questo borgo continua a vivere. Senta, la sindaco alla stampa ha detto che non appena i progetti saranno pronti circa appunto la viabilità qui di Borgo San Nicolò e quando le ipotesi saranno giudicate realizzabili informerà tempestivamente i cittadini. Ecco, queste rassicurazioni a voi non vi bastano? Oddio, le rassicurazioni di un sindaco certo che sono importanti, però di risultati da ottobre, quando c'è stato quel comunicato stampa dove garantiva queste cose, non abbiamo ancora visto niente, non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione e addirittura l'assessore Monsanutto, assessore a urbanistica, lavori pubblici e pianificazione del territorio, aveva detto che a tempi molto brevi avrebbe convocato una riunione col comitato e poi sarebbe arrivato qui nel borgo per parlare con i cittadini e spiegare quali sono le soluzioni che l'amministrazione insieme con gli enti proprietari delle strade ha messo a punto. Ecco, dopo questo secondo volantinaggio, che cosa vi attendete dall'amministrazione comunale? Oddio, noi siamo sempre fiduciosi perché per noi la speranza è sempre l'ultima a morire, però vorremmo avere delle rassicurazioni comprensibili da parte anche nostra, insomma da parte dei cittadini, che possano quantomeno essere un po' tranquilli su quanto sta organizzando, facendo la nostra amministrazione.